Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì del gruppo TV7. Vi ricordo che siamo in diretta a Facebook. Questa sera puntata interessante, molto importante, perché cercheremo di capire molte cose, soprattutto le cose che stanno accadendo all'interno della Lega. Ospite Massimo Bitonci, presidente Lega Veneta, Lega Nord. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Come va? La prima domanda la faccio a tutti i miei ospiti. Bene, benissimo. Tutto bene? Bene. Vedo rilassato, Sì. tutto bene? Ma anche se devo dire che con il referendum tutte le sere abbiamo, a parte stasera, insomma, tutte le sere abbiamo incontri dappertutto, perché è comunque un appuntamento importante, fondamentale, che non capiterà mai più per il Veneto, e quindi è importante che andiamo in giro, che spieghiamo, ma devo dire serate anche molto partecipate, cioè non pensavo, perché anche con ovviamente dei mezzi molto limitati, adesso ci hanno anche bloccato i conti, quindi ancora più limitati, però devo dire che nonostante tutto, anche attraverso i social o con i volantini, serate sempre con 150-200 persone, che non è facile, tutte le sere. Sicuramente. Quindi trovate in tutte quante le province più serate sul tema dell'autonomia, quindi venite, perché così capite anche di cosa stiamo parlando. Abbiamo un'ora e mezza di puntata, parleremo dei conti bloccati, parleremo di Pontida, parleremo del referendum, di come sta andando, parleremo di tante cose, quindi non mi anticipi tutti i ragionamenti, perché altrimenti, perché già avevo capito che mi anticipava quello del referendum, che sarà un tema, e avrò molte domande da farle in merito. Sì, ma là c'è da parlare molto. E infatti parleremo con tutto quello che ha subito il Veneto. Esatto, parleremo molto di questo. Post Serenissima. Allora andiamo con ordine, andiamo nel tema più scottante, che è quello dei conti bloccati alla Lega. Allora andiamo a vedere il servizio di Elisabetta Corazzi. Al sequestro preventivo dei conti correnti della Lega, il segretario federale Matteo Salvini risponde con l'Aventino e meditando ricorso. Intanto, per una prima settimana, i parlamentari del Carroccio non parteciperanno ai lavori di Camera e Senato, ma andranno nelle zone terremotate a incontrare le popolazioni. Questa è la decisione presa dal Consiglio federale del partito, riunitosi ad hoc lunedì, e dopo che gli avvocati del Carroccio hanno potuto leggere la notifica del provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di Genova su richiesta della Procura, dopo la sentenza di primo grado che condanna per appropriazione indebita e per truffa ai danni dello Stato il leader storico della Lega Umberto Bossi, nonché il fidato tesoriere Francesco Belsito, per la maxi truffa sui rimborsi elettorali tra il 2008 e il 2010. In ballo oltre 48 milioni di euro, un provvedimento che colpisce un movimento politico in crescita di consensi, come testimoniano i sondaggi nazionali, e soprattutto quando è imminente la campagna elettorale per le politiche, privandolo delle donazioni fatte a titolo di privati dai militanti. Comunque sia, sono attualmente al vaglio possibili soluzioni che permetterebbero alla Lega di garantire la sopravvivenza ordinaria del partito, tra cui l'eventuale prestazione di garanzie, come potrebbe essere una fideiussione o un immobile, ottenendo quindi lo svincolo dei conti. Come possiamo definirlo? Proprio in previsione di quello che abbiamo sentito nel servizio, dell'aumento ovviamente di interessi nei confronti della Lega. Una pagina molto brutta, direi, cioè, ma anche per la politica nazionale, cioè nel senso che comunque bloccare un partito, io auspico un intervento anche del Presidente Mattarella su una cosa di questo tipo, se non l'ha già fatto. Nel senso che le questioni sono vecchie, come si sa e come è stato anche ben descritto nel servizio. Si parla di somme completamente diverse rispetto a quelle poi che sono state oggetto di questo sequestro preventivo, diretto però, perché il contenzioso è su somme che vanno 300, 400... 600.000 avevo sentito. Sì, insomma comunque molto inferiori a quello che... Però siccome si parla di un momento in cui c'erano i rimborsi elettorali, anche qui ci sono questioni e teorie un po' diverse, no? C'è chi dice che per i rimborsi elettorali ovviamente, siccome vengono ottenuti attraverso il numero di voti, e quindi non viene controllato poi l'utilizzo da parte dei partiti, che uno può utilizzarlo ovviamente per l'attività ordinaria del movimento. Poi invece i giudici sono attaccati sulla questione che, siccome sono stati presentati dei bilanci dove queste voci non erano inserite e quindi considerati non
non veri, e allora hanno ripreso l'intero, ecco. Però io dico sempre, questa è una, tanto come ripeto da sempre, da quando faccio l'amministratore o il sindaco, cioè le responsabilità penali sono individuali, non possono essere collettive, e penso che su questo ci sia un po' un vuoto, ecco, su quello che è successo, perché chi ha sbagliato, io sono il primo a dire, cioè, Bossi è il padre fondatore, va bene, però insomma gente anche come Belsito, su cui già in passato avevamo tutti dei dubbi, ecco, su... Beh, ma poi anche il figlio i due figli di Bossi. Sì, ma certo, ma tutto trovati. quello che è successo, ma le responsabilità, chiariamo, non possono ricadere su, adesso io sono presidente della Liga, o su Matteo Salvini, che è insomma il nostro segretario, o Tony Darè, che è il segretario del movimento, o le 13 nazioni che comunque sono una confederazione. È una cosa veramente incredibile. In effetti c'è stata un po' anche una levata di scudi anche da parte di altre forze politiche, perché insomma, sappiamo che in passato la gestione non è stata molto corretta, ma non solo della Lega, ma anche degli altri, ma sempre di soldi interni del partito. Se pensiamo al PD e alle fondazioni, potrei parlare delle ore. Io ricordo il Margherita, il questione della Margherita, tutta gente che continua a fare politica, e il PD continua a fare politica nonostante una parte di tutte quelle risorse della contribuzione del partito siano andati per acquistare sedi che poi sono state passate a fondazioni, anche con, cioè adesso se andiamo a vedere tutto, ecco, ma io non sono a giustificare, perché io nella mia vita Massimo Bitonci è colui che va via con la sua macchina, che non si fa rimborsare un euro di spesa, e che adesso anch'io e il segretario Darè, che facciamo attività politica, lo facciamo con risorse personali e non chiediamo niente a nessuno. Il problema è che chi in un determinato periodo storico ha fatto queste cose e ha danneggiato tutto quanto il movimento. Sì, però per uno lo fa Massimo Bitonci con risorse personali, se ne ha la possibilità, poi se il partito ha una disponibilità economica da dare un rimborso spese, dico. No, ma non c'entra quando si parla di rimborso di altre cose. No, parlo per le spese di ognuno di voi. Ma perché l'hanno fatto secondo lei questo in questo preciso momento? Perché c'è una... Allora, io lo ripeto qui stasera, ho grande fiducia nella magistratura e io ho letto bene il provvedimento. L'impressione che ho avuto è che sia stato fatto insomma un po' troppo generico. Cioè nel senso che tu quando fai un provvedimento di questo tipo, di sequestro, e lo fai solamente in un grado di giudizio, va bene, perché dopo vedremo come andrà avanti la questione, riguarda delle persone fisiche, cioè lo farai prima alle persone fisiche e dopo lo fai alla Lega, perché... Beh, ma però se ne è il presidente, tra i responsabili con il segretario, il tesoriere, che avevano messo 10 anni fa, cioè perché... Allora, qual è il tema? No, appunto perché sono chiesto perché uno deve bloccarti i conti adesso, che sono tutti conti non alimentati dal finanziamento pubblico dei partiti, ma sono come i conti del Veneto che ho avuto più volte in questi giorni, ripetuto sia io che il segretario Darè, sono conti che sono alimentati con i nostri versamenti. No, ma è giusto il concetto. Ma perché l'hanno fatto adesso Bitonci? Lei diceva questa domanda, ho fiducia nella magistratura. No, ma io ho grande fiducia, spero che non sia una manovra... È una manovra politica? Una manovra politica, perché abbiamo comunque il movimento ha un grande consenso, anche i sondaggi anche in questi giorni, nonostante questa storia, sono molto alti, perché ovviamente Salvini sta lavorando bene, ma tutti stanno lavorando bene, Zaia sta lavorando bene, Maroni sta lavorando bene, quindi tutto il movimento sta cercando di lavorare per arrivare alle elezioni politiche del prossimo anno, preparati per una sfida anche importante di governo. Però è logico che l'inciampo ci può essere, e questo noi non siamo legati ovviamente ai soldi, perché l'attività politica si può fare anche, diciamo così, anche senza particolari risorse, però capite, questo movimento grande deve fare Pontida, comunque ha dei costi, le attività comunque hanno dei costi, il fatto di gestire un movimento che ha del personale, perché comunque c'è un lavoro di segreteria da fare, c'è tutto quindi abbiamo, rispetto ai tanti dipendenti che aveva anche il PD una volta, anche noi il numero è ridotto, però ci sono sempre 12 dipendenti, questa gente che lavora va pagata, cioè gli blocchi gli stipendi, hanno bloccato il versamento degli F24, dei contributi,
Non è che dopo blocchi il versamento e chi paga? Cioè, non è mica responsabilità di Salvini? Mi sfugge Bitonci perché 10 anni dall'accaduto è successo oggi, ecco, mi sfugge questo passaggio e non riesco a capire il perché ora e non magari tempo fa, ecco, proprio nel momento in cui la Lega... Anch'io ho risposte in realtà e i giudici continuano a ripetere che i sequestri sono tutti atti dovuti, però in realtà scritto in quel modo... io l'ho visto molto come un sequestro omnibus, cioè molto ampio. In effetti, se avete notato proprio in questi giorni, sia ieri che anche oggi, i quotidiani riportavano interviste anche dello stesso procuratore che diceva, beh insomma, mettiamoci d'accordo perché ci rendiamo conto che non è che la magistratura può bloccare l'attività, può chiedere riscontro, ma no, bloccare l'attività che non c'entra niente, perché l'attività politica non c'entra niente con le cose di 10 anni fa. Quindi vabbè, quindi adesso staremo a vedere. Io comunque sono fiducioso che nei prossimi 10 giorni ci sia la possibilità comunque di continuare a operare, dopo chi avrà responsabilità è giusto che sia così. E quindi presume che in 10 giorni insomma la cosa si può risolvere in maniera positiva? Spero che si capisca che è successa un'altra cosa del genere in Turchia, va bene, con un partito turco, però insomma qua non siamo la Turchia, questa è l'Italia. Certo. Penso che non convenga neppure agli altri partiti politici che ci sia neanche a Grillo, che ci sia un precedente di questo tipo, cioè che si possa entrare a gamba tesa in un modo del genere, su un'attività comunque costituzionalmente garantita, perché l'attività politica è garantita dalla Costituzione, quindi insomma attenzione, ma io penso che la cosa dovrebbe, perché si sono accorti, forse non pensavano che un provvedimento del genere fosse così vincolante che quindi bloccasse praticamente tutta l'attività. Se faccio il ragionamento e poi concludo, perché penso che ai spettatori interessa magari finirà questo tema, la Lega Veneta è ancora meno interessata perché la Lega Veneta ha natura giuridica propria, ha proprio statuto, ha propri organi, ha proprio codice fiscale e partita IVA, quindi noi il collegamento con la Lega Nord è una confederazione, ma non è che una confederazione, certo. Noi abbiamo quindi responsabilità su quello che è successo a Milano, è praticamente zero, perché non abbiamo perfino i conti separati, il codice fiscale separato, la partita IVA separata, lo statuto separato. Quindi non tenete a fare, però la domanda al Presidente della Lega... è proprio come un vero partito, no? Certo. E la Lega Nord è una confederazione di vari, certo. di vari partiti. Però come Presidente della Lega era d'obbligo fare questa domanda. Certo. E vabbè, allora chiudiamo questo... Certo, perché è un tema ovviamente importante. Un tema attuale, importante. Allora, terminiamo, parliamo invece di Pontida. Domenica c'è stata Pontida e per la prima volta Bossi non è salito sul palco. Vediamo il servizio di Elisabetta Corazza. La vicenda dei conti bloccati ha inevitabilmente condizionato il consueto appuntamento annuale di Pontida, dove non è passata in secondo piano l'esclusione di Umberto Bossi dal palco, a detta del segretario federale Matteo Salvini, per tutelare il diretto interessato, che dal canto suo non l'ha presa certo bene, come del resto è immaginabile, visto che in 30 anni questa è stata la prima edizione di Pontida senza il Senatur, fondatore del movimento, sul palco. Già, perché dal palco di Pontida si può dire che abbia avuto inizio la corsa al governo e a premier quella di Matteo Salvini, che in un lungo discorso, interrotto solo dagli applausi dei 50.000 sostenitori presenti, ha tracciato quello che può essere definito il suo programma elettorale. Sicurezza e lavoro in primis, via la legge Fornero, così come la Mancino e Fiano contro la propaganda fascista, e ancora la riforma completa della magistratura con l'elezione dei PM sul modello americano e la reintroduzione del reato di immigrazione clandestina. Il tutto fermo restando che la prima battaglia resta quella del referendum del 22 ottobre per l'autonomia di Veneto e Lombardia. Elisabetta nel servizio ha detto tante cose, però andiamo con ordine. Pontida, 50.000 persone, un numero incredibile, davvero un movimento che sta crescendo giorno dopo giorno. Bossi per la prima volta non è stato fatto salire, ha detto per cercare di prendere qualche fischio. Salvini ha dato questa motivazione, il senatore ha detto qualcos'altro invece nell'intervista. Massimo Bitonci, come l'ha vista questa cosa?
Ma c'è un cambio generazionale che in pratica è già avvenuto, questo i cittadini lo sanno benissimo, c'è un grande ovviamente affetto. Non c'è nemmeno gratitudine, nemmeno nella politica, si può dire. Ma in questo caso non direi, perché Bossi è il presidente comunque del partito. Su molte questioni insomma ha sempre avuto massima disponibilità da parte di tutti, anche l'altro giorno eravamo al Consiglio federale, era presente al Consiglio federale, quando ha bisogno di dire qualcosa parla e dice la sua, ecco, quindi assolutamente non penso. Certo che c'è un cambio generazionale, c'è stato, no? Anche per superare quelle cose che dicevamo prima, Certo. quelle cose non positive, ecco, quindi c'è stato un cambio di tendenza. Ricordo che la Lega Nord era al 3,5%, quindi ricordiamola a tutti, adesso invece viaggia dal 15 al 16% a livello nazionale. Io penso che il grande impegno che c'è stato da parte dei dirigenti della nuova diciamo così, generazione di dirigenti abbia dato veramente una spinta importante, grazie anche ovviamente al leader e al nostro candidato premier che è Matteo Salvini. Certo che bisogna anche capire che il ricambio generazionale prima o dopo un po' c'è, ecco, vedo che negli altri partiti qualcuno stenta, però insomma nel nostro questo ricambio c'è stato, c'è una nuova generazione di leader politici, e questo lo dico anche in riferimento anche agli altri partiti. Adesso ci sarà la candidatura di Di Maio probabilmente come leader del Movimento 5 Stelle, è comunque un ragazzo di 30 anni, molto attaccato, anche su altre trasmissioni anche nazionali. Ecco, io per esempio mai attaccare l'avversario personalmente, ma sui temi è una cosa diversa, non è questione Di Maio giovane, Di Maio lavorato, e questo non mi permetto neanche di dire queste cose qua. Di Maio ha fatto quello che ha fatto, è arrivato a un ruolo importante a livello di Camera ovviamente dei deputati, è un leader mi pare naturale, perché mi pare che sia il leader naturale del movimento. Sconfiggiamoli sui temi, non sulle questioni personali. Va bene. Certo. E quindi era giusto. Il PD ha fatto anche con un travaglio degli ultimi anni, anche con fratture molto più pesanti, insomma, perché non abbiamo avuto fratture di questo tipo. Il fare è venuto fuori da una frattura con la Lega. Sì, però un po' di nicchia, perché comunque alla fine il risultato del fare è stato un risultato decimale, ecco, quindi di pochi, quindi peraltro per strada, come succede spesso, ha perso anche tutti quanti gli adepti, quindi in pratica rimane solamente chi l'ha creato. Invece la frattura del PD è una frattura abbastanza, insomma, vedremo le prossime politiche, Bersani e compagni, certo, che cosa faranno rispetto, ecco, un certo consenso comunque ce l'hanno, ecco, però come per chiudere il discorso c'è una nuova generazione di leader politici, no? 30 anni, 40 anni e così. Penso che questa campagna elettorale sarà più interessante. Sì, ma lui ha chiesto solo di dire una parola nel caso specifico di Bossi, quindi sono d'accordo che generazionalmente... Io sono d'accordo con Matteo Salvini che a Pontida con 50-60 mila leghisti, la domenica dopo la condanna, i fatti... il blocco dei conti correnti della Lega dovuti anche a questioni ovviamente sue, ecco, poteva esporlo a una bollata. Ma non vuol dire anche sei tu il colpevole? Cioè dico, se io sono Bossi posso sentirmi, visto che non mi fai parlare per il motivo che ha appena spiegato lei, sono io il colpevole, posso avere questo pensiero? Non lo so, perché ricordiamo che 3 anni fa c'è stato anche un atto, diciamo così, anche di amore e di fratellanza da parte della Lega Nord, nel senso che non si è costituita parte civile contro Bossi, poteva farlo tranquillamente, ha detto non ci costituiamo, è come fra due fratelli, dice vabbè, ho avuto un danno, mi costituisco anche parte civile nei tuoi confronti, ecco, quindi questo anche insomma è uno dei temi che fa capire come non ci sia credine, però è passato un periodo storico, è giusto che
qualcuno rimanga più indietro, non senza dimenticarsi ovviamente del passato e del bene fatto, e così è giusto che il segretario vada avanti con la sua linea. Bene, adesso parliamo a livello nazionale. Senza colpire nessuno, certo. Senza... Sì, è stato chiarissimo Massimo Bitonci. Adesso parleremo invece a livello politico nazionale, poi il referendum avremo un'ampia parte nella parte finale di questa puntata, dove dedicheremo molto spazio per quanto riguarda il referendum che ci sarà il 22 di ottobre. Il Salvini, il leader politico, ha detto noi siamo pronti a governare, dicendo nel fare l'esempio di regioni come la Lombardia e il Veneto, dove ci sono dei leader della Lega, sì, città importanti come Verona, l'Aquila, che ha detto lui, ha citato lui, dove c'è il sindaco leghista, ha detto se noi governiamo lì e governiamo bene, per quale motivo non dobbiamo essere all'altezza di essere al governo? E lui è candidato e si è candidato come premier, ovviamente. La domanda, Massimo Bitonci, è questa. Molto probabilmente oggi, se si va a votare oggi, il partito maggioritario è il Movimento 5 Stelle e poi c'è la parte sinistra e il centrodestra. Non vince nessuno qui in Italia, non vince assolutamente nessuno, c'è bisogno delle alleanze. Lei ha detto, Salvini ha detto che potrebbe esserci un'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e la Lega, il Movimento 5 Stelle ha detto noi, le dichiarazioni ufficiali, andremo avanti per conto nostro. Sì. Cosa succederà, Massimo Bitonci? Ma tutto il tema è legato alla legge elettorale, cioè chi ci ascolta, adesso cerchiamo in un minuto di spiegare i due sistemi. Con questa legge elettorale non succede nulla. Con questa legge elettorale il sistema è un proporzionale, praticamente un proporzionale puro. Per cui anche le elaborazioni sulle attuali schieramenti e su quello che può essere, ma sbagliando di poco, vabbè, qualche punto più, qualche punto in meno, non darebbe un vincitore, ma costringerebbe i vari movimenti a trovare una soluzione di governo con forze che si sono presentate in contrapposizione, che però dovrebbero trovare una sintesi di governo. Ecco, questo è il concetto fondamentale. Perfetto. In più cosa c'è? Che tra Camera e Senato sono due leggi elettorali diverse, cioè la legge elettorale della Camera sono dei collegi, va bene, dove sono 8 collegi per esempio per il Veneto, dove ogni movimento partito presenta una propria lista, può indicare un capolista e poi altri componenti della lista. Il sistema è di tipo ovviamente proporzionale e quindi a seconda dei voti che si prendono di più si fanno, certo. Si vincono si fanno i vari eletti nei collegi. Al Senato, dopo la sentenza che c'è stata della Corte Costituzionale, il sistema elettorale è diverso, cioè il collegio è regionale, non è più il collegio provinciale. Non ci sono i capilista bloccati, va bene. Ci sono le preferenze, e quindi rispetto al sistema di prima dove c'erano le preferenze, si possono fare le coalizioni, quindi capite, guardando anche cioè alla Camera non si possono fare le coalizioni, al Senato si possono fare le coalizioni. È un problema questo. E quindi è un problema serio, siccome tutti sanno, chi frequenta gli ambienti politici sa benissimo che nessuno ha intenzione di modificare questo sistema elettorale. Ecco, perché dicono ufficialmente ma vorremmo il maggioritario, Renzi dice troveremo una soluzione, in realtà tutti vogliono andare a votare con questo sistema. Salvini invece dice no, noi siamo pronti a fare marcia indietro e anche con la possibilità anche di perdere, però il sistema deve essere maggioritario, cioè deve essere un premio di maggioranza consistente per la coalizione che vince. Va bene, questo è, ecco, magari torniamo indietro di tanti anni come il coso Mattarellum, ecco, però rendiamoci conto che ci vuole un sistema di questo tipo. Gli altri... andrà avanti così, di sicuro. Allora, il rischio è che si vada a votare con questa legge elettorale magari con un lieve correttivo, magari per il Senato, per rendere il sistema, diciamo così, vicino, analogo a quello della Camera dei Deputati, cioè l'Italicum, ecco, modificato. Insomma, non lo so, cioè, la soluzione più probabile è quella che dicevo prima io, cioè che comunque ogni movimento fa la sua campagna elettorale, poi ci troveremo
un terzo del Parlamento fatto dal Movimento 5 Stelle, un terzo del Parlamento più o meno, mettete 5 punti più, 5 meno, certo. un Però terzo così, del Parlamento formato dal centro-sinistra e un terzo del Parlamento formato dal centro-destra. Esatto. È così, tra Lega e Forza Italia. Sarà così, se non succede... E quindi vuol dire che di queste tre grandi agglomerati bisogna che 2 si mettono assieme. E allora è difficile che 5 Stelle si metta insieme col PD, va bene? Come è difficile che il centrodestra si metta insieme con... Però dicevano magari Berlusconi con Renzi. Col centro-sinistra. Cioè lo potranno fare a Padova nel grande compromesso storico anti-Bitonci, però non lo potranno fare al governo, perché è una cosa chiara e davanti agli elettori con delle idee che sono completamente diverse. Infatti abbiamo visto cosa sta succedendo qua a Padova, di tutto e di più. Sì, però Massimo Bitonci, se c'è il Massimo Bitonci che decide, caratterialmente decisionista e forte, non trova l'alleanza nemmeno lì. Cioè voglio dire, se c'è il carattere forte che decide Massimo Bitonci, che uno può condividere il pensiero di Massimo Bitonci, se è al governo non decide nemmeno lì, perché l'alleanza Massimo Bitonci non le voleva, giustamente dice Massimo Bitonci, io vado avanti per la mia strada. Temi, no, ma non è questo, perché un discorso è tu parti con una coalizione, vinci, i sistemi comunali sono maggioritari. Cioè, certo. A Padova hanno vinto di poche preferenze, però hanno preso comunque il 60% dei collegi. Certo. Questa è la realtà. Vabbè, la proporzione allora a livello, poi parleremo di Padova, a livello nazionale, cosa succederà? A livello nazionale il tema sarà quali sono i programmi che sono più vicini. Ma lei crede un'alleanza? Perché alla fine ci sono, non so, 10 temi del Movimento 5 Stelle che possono andare di pari passo con 10 temi magari della Lega Nord. Ma secondo lei, il tema di migrazione... No, ma arrivo, poi le faccio ma secondo lei vede Grillo che dice a Salvini, facciamo alleanza, però comando io. Secondo lei Salvini è disposto ad ascoltare, anche se all'inizio non lo so, i temi più importanti... Nessuno di noi ha la sfera di cristallo per lo chiedo a lei per vedere, perché come magari qui a Padova all'interno della coalizione, ovviamente della coalizione civica magari c'è qualcuno che non va d'accordo, succede dappertutto, ma può succedere che... Grillo dice a Salvini ci mettiamo assieme, Salvini dice ok, nei punti più importanti siamo d'accordo. Ma secondo me non è quello il tema. Qual è il tema? Il tema è arrivare, perché alla fine nessuno comanda, è logico che bisogna scegliere magari, facciamo l'ipotesi che si arriva, bisogna cercare di trovare qualcuno che possa andare bene a tutti e due, cioè, ma allora può essere una persona scelta da tutti e due, però stiamo facendo un ragionamento puramente sulla carta. Ma succederà così, Massimo Bitonci, succederà così. E io penso che mentre adesso i 5 Stelle dicono no, nessuna alleanza con nessuno, nel momento in cui ti trovi davanti e dire andiamo al governo, restiamo opposizione a vita, perché loro sanno benissimo, ma è nella storia della politica mondiale, che la contestazione e i movimenti diciamo così, antagonisti, ecco, come sta facendo 5 Stelle, hanno una grande crescita, ma nel momento in cui dopo tu vieni messo nella situazione governi o, come è successo in Germania, o stai all'opposizione, se vai a governare mantieni il tuo consenso, se no dicono scusa io ti ho votato, non è che io voto 5 Stelle perché tu stia all'opposizione, no? Cioè, adesso, un elettore di 5 Stelle, perché vota 5 Stelle? Perché? Ma io credo, mi scusi, perché spera che vada al governo. Certo. Perché un elettore della Lega o di Forza Italia, ecco, dice do il voto alla Lega e a Matteo Salvini? Perché spera che vada a governare. Nella politica... Cioè, ognuno spera che si vada a governare. Ecco. Quindi la delusione è che quando tu hai mai la possibilità di andare a governare dici no, io non voglio andare a governare, perché se vado a governare mi brucio. Ho capito come è successo a Roma, perché si sono scottati con Roma, no? Hanno capito che governare è diverso di Però nella scelta protestare. politica, nella scelta politica, oltre a quello che ha detto lei, c'è anche il cuore.
c'è qualcuno che va a votare con il cuore e pensa e crede fedelmente agli ideali del partito. Ma io concordo, però ho la strana sensazione che davvero succederà come ha spiegato lei, un terzo. Però sono a un bivio i 5 Stelle. L'ultimo. Cioè, o decidono di andare a governare, io presumo, o il grande consenso, ma è nella storia della politica. Presumo, Massimo Bitonci, dal mio modesto parere, che sia l'ultima chance che hanno il Movimento 5 Stelle. Prenderanno la maggioranza, ma sarà l'ultima volta, o pomì o così, insomma, devono decidere. Poi bisogna vedere, perché mancano ancora mesi, può darsi che la gente faccia anche un ragionamento di voto utile, cioè se capiscono già che loro intenzioni di andare a governare non ne hanno e che quindi hanno intenzione di fare un'opposizione a vita, può darsi che uno dice no, guarda, preferisco votare chi magari ha un programma diverso e vuole andare a governare, perché poi la Lega ha un programma, c'è un programma che è serio, un programma fatto di taglio delle tasse, fatto di contrasto all'immigrazione clandestina, di aiuto ovviamente agli italiani. Poi io volevo capire questo concetto, cosa succederà, visto che l'Italia è divisa in 3 parti importanti, come ha detto giustamente lei, cosa succederà poi, perché fra poco si deciderà questo. Salvini l'ha detto, me l'ho ripetuto anche io oggi, ci sono anche dei comunicati, che nel caso si dovesse, con tutti i 6 ma, si dovesse arrivare a questa situazione, penso che il movimento della Lega Nord non abbia nessun problema e mettersi a tavolino e decidere assieme e portare avanti 10 punti importanti per l'Italia. No, su quello sono d'accordo. Però ovviamente questi punti bisogna scriverli e devono essere... L'unico prima della pubblicità, Massimo Bitonci, sono d'accordo con lei che l'accordo magari a tavolino dei 10 punti è uguale e lo troveranno, 10, sì, oppure 8 quelli che sono. No, il problema è chi governerà. Governerà Grillo o governerà Salvini? Questo è il problema, perché poi la poltrona principale è molto ambita da entrambi. A tra poco.